diacono, prima che a fare prestazioni, guarda alla salvezza del mondo e dei fratelli. Le parole del vescovo diocesano durante la cerimonia per l'ordinazione diaconale di Paolo Nicora. Incontro prenatalizio del vescovo con il mondo della scuola, la messa nella Basilica di Rapallo, l'invito di Monsignor Tanasini a insegnanti e studenti, essere portatori della luce del Natale. San Giuseppe dei Piani di Ri a Chiavari, una comunità unita nel nome della solidarietà, tante le iniziative dei fedeli che coinvolgono tutte le generazioni, dal mercatino al pranzo insieme. Dopo 85 anni i padri giuseppini del Murialdo lasciano Santa Margherita Ligure. Il saluto e la gratitudine della comunità espressi in occasione dei Vespri per Santa Lucia. I religiosi andranno a Torino il prossimo gennaio. L'educazione dei ragazzi deve affrontare anche i temi difficili. Ne ha parlato il pedagogista Raffaele Mantegazza a Chiavari durante l'incontro con gli insegnanti di religione della diocesi. Benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Iniziamo raccontandovi con immagini e interviste la solennità dell'Immacolata, che è stata celebrata con particolare devozione in diverse comunità parrocchiali del nostro territorio ed in particolare nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, dove il vescovo diocesano ha celebrato l'Eucarestia con l'ordinazione diaconale di Paolo Nicora. Un momento di gioia per la diocesi di Chiavari, accogliere un nuovo diacono in cammino verso il sacerdozio. Ricordiamo che l'Immacolata è la patrona del seminario diocesano. La sera prima della celebrazione dell'ordinazione c'è stata la tradizionale veglia proprio animata dai giovani seminaristi della nostra diocesi nella cappella maggiore del seminario, poi la Santa Messa presieduta dal vescovo in cattedrale con l'ordinazione di Paolo Nicora. Allora vediamo insieme il nostro servizio. Nella solennità dell'Immacolata la Chiesa invita a venerare Maria tutta bella, tutta pura, perché libera dal peccato, e quanto ha richiamato il vescovo Alberto Tanasini nella celebrazione presieduta nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Ogni sforzo di apparire belli con tutti gli artifici che oggi ci vengono offerti, ha detto il vescovo, naufraga miseramente a confronto di questa umile ma luminosa donna. In lei, ha proseguito, vediamo la vera novità. Il mistero dell'Immacolata ci dice che la nuova creatura non è tale per rimedi esteriori, ma per la pienezza di grazia. La condizione di Maria di inimicizia con Satana non riguarda tuttavia solo lei, ma anche la stirpe che ha all'origine il figlio Gesù e tutti quelli che in lui rinascono. Dunque, ha spiegato Monsignor Tanasini, tutti noi siamo coinvolti nel mistero dell'Immacolata Concezione perché redenti dalle colpe. Tutto questo però attende una risposta e Maria l'ha data con il suo "Eccomi", lo stesso che ha pronunciato ieri Paolo Nicora, 44enne originario di San Salvatore di Cogorno, geologo, entrato in seminario 5 anni fa per intraprendere un cammino che lo ha condotto sino al ministero del diaconato. È un servizio, ha spiegato Monsignor Tanasini, che guarda prima che a fare prestazioni alla salvezza del mondo e dei fratelli. Improntato alla figura di Maria anche il versetto di Daniele, scelto dal nuovo diacono nell'immagine di invito alla cerimonia di ordinazione diaconale. Così i viventi sappiano che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e che egli lo può dare a chi vuole e insediarvi anche il più piccolo degli uomini. Ma è un passaggio che mi richiama Maria, senz'altro. Quindi Maria è, come dire, la strada della fede, la strada del discepolato. Maria che si fa piccola con quel sì, e insomma, quel versetto è un po' una preghiera ed un auspicio per la mia strada, la strada dell'essere discepoli, dell'essere servi di Gesù. Hai vissuto un tempo di preparazione a Borzone, quali sono le intuizioni che sono emerse nel tuo cuore in questo tempo che precedeva l'ordinazione diaconale? Ma guarda, in questo tempo abbiamo riflettuto più che altro sull'importanza della vita contemplativa che va unita assieme alle opere, all'operare. Quindi sono due dimensioni che non si escludono ma che invece si completano l'una con l'altra. Questo direi che è molto importante. Oggi un grande abbraccio anche di famiglia, la famiglia della Chiesa diocesana, come stai vivendo questo momento? È un momento anche un po' di sorpresa, non mi aspettavo che ci fosse così tanta gente, questo insomma mi rende felice, è importante anche coltivare l'affettività verso le persone, perché è una dimensione importante di noi, no? Il mondo affettivo.
e sentirsi parte di un qualcosa di più grande, che è più grande di te, è un'esperienza fondamentale della vita cristiana. E continuiamo a parlare del nostro clero diocesano perché sono state ufficializzate 2 nomine di altrettanti sacerdoti della nostra diocesi. Monsignor Enrico Bacigalupo è stato nominato direttore della Caritas diocesana. Don Enrico è nato a Chiavari il 28 dicembre del 1942 ed è stato ordinato sacerdote il 29 giugno del 1967. Attualmente parroco di San Giovanni Battista a Chiavari ed è anche direttore del consultorio familiare diocesano. Don Enrico raccoglie il testimone lasciato improvvisamente da Laura Labate, indimenticata direttrice della Caritas per molti anni, scomparsa all'inizio di settembre. Don Gianluca Trovato è stato nominato rettore del Santuario Mariano di Montallegro a Rapallo. Don Gianluca farà il suo ingresso domenica 14 gennaio alle 15. È nato a Lavagna il 28 luglio del 1965 ed è stato ordinato sacerdote il 29 giugno del 1991. Oltre a ricoprire l'incarico di parroco della parrocchia di San Lorenzo a Cogorno e di abate di Nostra Signora del Ponte a Lavagna, è vicario foraneo di Chiavari e di Lavagna. Don Gianluca raccoglie il testimone da Don Salvatore Orani. Ora andiamo a Rapallo, nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, che ha ospitato quest'anno la tradizionale celebrazione prenatalizia presieduta dal Vescovo per tutti gli studenti delle scuole del territorio. Perché Santa Lucia lasciò tutto fino a dare la vita per il Signore? È la domanda che il Vescovo Alberto Tanasini ha voluto lasciare come provocazione e spunto di riflessione agli studenti della diocesi, in occasione della messa celebrata in prossimità del Natale, ospitata quest'anno dalla Basilica dei Santi Gervasio e Protasio a Rapallo. Una domanda rimasta volutamente aperta come stimolo per una verifica personale che renda questo Natale, ha detto il Vescovo, non solo un'occasione per fare festa, per quanto bella, ma un momento in cui incontrare la luce di Gesù. Il suo amore è reso tangibile dall'incarnazione del Figlio. Forse Lucia è stata affascinata da Gesù perché l'ha scoperto essere la luce della sua vita. Quella luce che ti permette, ti attrae prima di tutto, perché noi siamo attratti dalla luce, siamo impauriti dal buio. Abbiamo bisogno che ci sia la luce che ci indichi la strada. Ecco, forse Lucia ha avuto il fascino della luce che è Gesù. Anche questa è un'altra domanda. La luce vuol dire quello che ci permette di vedere sul serio, di aprire gli occhi. La luce di Gesù, ha aggiunto il Vescovo, fa di noi luce. Il Natale è l'occasione dunque per scoprire l'amore di Dio per noi e diventare noi stessi testimoni di quest'amore, luce per gli altri, per tutti quelli che incontriamo. Fino a che punto Dio ci ha amato? Ci ha dato il suo Figlio. Si è fatto uomo per me. Ecco la luce, la scoperta della luce che è scoperta della luce dell'amore. Ma la scoperta della luce dell'amore ci impegna ad amare. Ecco la nostra attenzione a tutti coloro che ci stanno vicino, ma anche a coloro che incontriamo, ma anche a coloro che sono così diversi da noi, ci sembra. Eppure portano anche loro nel cuore la luce di Cristo, i poveri, coloro che hanno bisogno di aiuto, di sostegno. Il Vescovo richiamava nell'occasione della messa natalizia con gli studenti ad essere luce e portare luce, ma come anche un insegnante può portare luce a scuola? Ma penso innanzitutto cercando di accogliere tutti i ragazzi, uno per uno, così come sono,
con le loro marachelle, con la loro poca voglia, ma anche con il loro entusiasmo. Ognuno è un ragazzo diverso, ognuno è un bene prezioso per noi, e quindi vederli così, ciascuno come risorsa, come bene innanzitutto per me, per ciascuno di noi, è veramente un'avventura affascinante. Nell'occasione della messa natalizia c'è anche l'occasione per i ragazzi di mettersi in gioco anche nel canto. Certamente, sono anni che è nato il coro della scuola e che ci tiene particolarmente proprio a mettere come punto fermo la tradizione del Natale, sia con la partecipazione alla messa, ma anche proprio come momento poi per il saggio, diciamo, che quest'anno si terrà il 20 di dicembre. Cioè per noi il Natale non è folklore, non è solo folklore, ma una tradizione da coltivare, da tramandare, a cui voler bene e a cui educare i ragazzi. Come rispondono a questa proposta? Benissimo, sono entusiasti. Poi effettivamente, nonostante la difficoltà dell'età, perché nell'età della scuola media i ragazzi cambiano la voce, quindi non sono più tanto padroni delle proprie corde vocali, ma il canto è qualcosa che scava nel cuore, che alimenta il cuore, e quindi per forza i ragazzi sono contentissimi. Della messa di Natale con gli studenti è ormai tradizione. Come vivete questo momento? È un momento molto bello e ci insegna questo incontro, ci insegna e ci continua a insegnare il vero senso del Natale, che non è solo un giorno di festa, ma si porterà per tutto l'anno. Il Vescovo parlava della luce nella sua omelia. Come si può portare la luce in una classe scolastica? Far conoscere anche ai ragazzi che sembrano un po' cattivelli, un po' Gesù com'è, perché anche lui, Gesù, era un ragazzo, quindi possiamo capire grazie alla sua luce che tutti possono andare verso la sua strada. È un appuntamento anche condiviso con tanti ragazzi della diocesi, con anche la possibilità di vivere insieme l'esperienza della preghiera e del canto. Tu sei stato uno di questi. Sì, io ogni anno praticamente vengo qua con il coro e secondo me è un'esperienza molto bella, perché possiamo stare tutti insieme, sia il coro della chiesa sia il coro della scuola, infatti, che è fatto da molte voci diverse, quindi è molto bello unirsi insieme ogni volta, ogni anno, anche solo per un'unica messa. Sarebbe molto più bello farla più spesso. Un'idea, un pensiero, un'intuizione che vi portate a casa da questa serata? Che il Natale non è appunto una festa solo di un giorno, ma che ogni giorno viviamo una sorta di Natale. Una delle messe più belle che abbiamo mai fatto, perché non ho mai visto così tanti ragazzi mettersi insieme. Di solito dicono non voglio andare a messa, invece vedendo così tanti ragazzi è bello. Diffondere tanta luce. Giacomo fa parte del gruppo giovani di Rapallo. Per voi questa sera avete fatto gli onori di casa a tutti gli altri ragazzi della diocesi. Come avete vissuto questo momento? Sì, è stato molto bello accogliere tutti i ragazzi delle altre parrocchie e vedere anche così tanti ragazzi che si sono riuniti per questa bella esperienza, con la presenza del nostro vescovo, e anche perché le nostre parrocchie sono molto unite, piacciono molto ai giovani perché fanno anche tanto per noi. Eravate anche insieme a livello di canto questa sera? Sì, abbiamo fatto anche un bel gruppo, anche se non eravamo tutti intonati, però comunque abbiamo fatto un bel gruppo ed è venuto anche quello molto bene.
Prosegue in questo tempo di Avvento il servizio di Telepace che propone ogni domenica la celebrazione dell'Eucarestia in diretta da una delle comunità parrocchiali del nostro territorio. Domenica prossima, terza di Avvento, la Santa Messa sarà trasmessa in diretta a partire dalle 10 dalla parrocchia di Sant'Antonio a Sestri Levante e verrà trasmessa sul canale 15, sul canale HD 515, ma anche in differita alle 12:30 su Telepace 4 al canale 218. Domenica scorsa invece la celebrazione dell'Eucarestia è stata trasmessa in diretta dalla parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Ri a Chiavari. Che comunità è questa? Ma direi che è una comunità viva, fatta di multigenerazionale, perché sono presenti sia persone anziane ma tante famiglie, essendo un quartiere piuttosto popolare. Quindi anche le attività del catechismo sono attività vive perché sono partecipate da tanti bambini, anche durante la messa, non so se avete potuto vedere, c'era la partecipazione di tanti bambini anche a servizio dell'altare, c'erano i chierichetti. E direi che questo anche nelle nostre celebrazioni rende viva la presenza, la vita della comunità. Ecco. Molto forte è anche il gruppo famiglie che ogni mese si incontra e porta avanti un cammino. Quest'anno su cosa si lavora? Quest'anno il tema è molto impegnativo. Noi cerchiamo sempre di dare un'idea, un filo conduttore da portare avanti per tutti gli incontri che, come dicevi tu, sono con cadenza mensile. Quest'anno l'impegno è forte perché il tentativo è quello di analizzare il come manifestare i propri principi e valori cristiani nella società. Quindi all'interno della famiglia, nel mondo della scuola, sul lavoro, nel mondo della sport, e praticamente tutti i mesi una famiglia prepara con Don Stefano l'incontro presentando alle altre famiglie l'approfondimento sul tema che si è scelto. Abbiamo cominciato con la famiglia, adesso il prossimo incontro sarà quello relativo al mondo del lavoro e così andando avanti. Qui a Ri è presente vivo un comitato che porta avanti tante iniziative di solidarietà, ma coinvolge anche diverse generazioni, è trasversale. Sì, il Comitato Festa in Piazza è nato praticamente 34 anni fa, quando questa festa era proprio una cosa piccolissima, con un po' di musica e tanti amici che ci hanno aiutato. E addirittura il 2018 porterà la 35esima edizione proprio della Festa in Piazza. Ecco, tanti giovani che in questi anni si sono avvicinati e danno il loro contributo presenti. Sì, tanti giovani che poi sono diventati anche genitori e poi qualcuno è diventato anche nonno, quindi c'è veramente un insieme di persone che hanno dato una grossa mano e che continuano a darla. E ci siamo anche organizzati con un direttivo, di cui io non faccio parte, ma comunque è una parte integrante della parrocchia, che insieme anche al pranzo insieme e tante altre iniziative, le castagnate così, fa sì che anche il quartiere, non solo la parrocchia, sia vivo. La parrocchia in questi anni ha portato avanti anche un progetto adozioni che è molto partecipato, tanti bimbi che sono stati aiutati in questi anni. Sì, continuiamo tutte le estati praticamente nei Rosari dei Quartieri, portiamo avanti questa cosa molto bella di poter aiutare questi bambini che sono lontani nelle varie zone, India, Perù, insomma in diverse zone del mondo, per dargli un futuro, ecco, per farli vivere degnamente. Ecco. E qui invece siamo nel mercatino di Natale, anche questo è un appuntamento tradizionale. Che cosa avete preparato? Come è andata quest'anno? È andata bene, quest'anno a Natale di solito c'è anche il riuso, che anche quello è una novità di un paio d'anni, è andato molto bene, mentre invece in giro ci sono tutti i lavori artigianali che fanno tutte le persone della comunità, praticamente lavora una comunità dietro a questo mercatino. E sono tutti lavori diversi, c'è dalla signora di 96 anni che fa i quadretti delle coperte, ad esempio, anche a ragazzini a volte, ecco. Quindi c'è proprio un lavoro che impegna tutta la comunità. La risposta è stata buona, ricordiamo per che cosa viene realizzato. Esatto, questo il ricavato di questo mercatino va ad aiutare le famiglie in difficoltà della nostra comunità proprio, sì, che sono tante, sì. Si coinvolgono anche i ragazzi del catechismo, comunque una comunità intera che partecipa.
Beh, quando si può, sì, certo. Tutti, ognuno con le qualità che ha, col tempo e la disponibilità che vuole. Che comunità è questa? È una comunità bella innanzitutto e, come dicevi tu, tante iniziative, si coinvolge un po' tutti, i bambini, i ragazzi, gli adulti, le persone anziane. Adesso ad esempio c'è il mercatino di sotto che in questi giorni ha coinvolto parecchie persone anziane che hanno lavorato per questo mercatino, mettendo a disposizione tanti oggetti che poi saranno venduti e il ricavato va per le famiglie bisognose. Qui c'è anche un comitato Festa in Piazza che organizza tante mangiate, ma comunque lo scopo è sempre benefico e coinvolgere e fare condivisione. Domenica prossima ci sarà il pranzo insieme, quello di Natale, e è un pranzo in cui ci scambieremo gli auguri, ma nello stesso tempo i soldi che vengono raccolti vanno anche in beneficenza per tante cose, alcune cose per la Chiesa ma anche per le missioni oppure per chi ha bisogno. Presenti a Santa Margherita Ligure da 85 anni, i padri Giuseppini del Murialdo lasciano la città. La loro presenza è stata legata soprattutto alla formazione dei giovani, perché hanno retto per molti anni l'Istituto L'Arco, dove hanno studiato diversi ragazzi sammargheritesi. Attualmente si occupavano di celebrare l'Eucarestia all'oratorio di Santa Lucia e di San Bernardo e poi svolgevano servizio per gli istituti religiosi femminili che sono presenti a Santa Margherita Ligure, ed in particolare celebravano l'Eucarestia all'Istituto Rainusso, casa di riposo per anziani. Inoltre la loro collaborazione è sempre stata strettissima con le parrocchie cittadine, ragion per cui proprio nel giorno in cui all'oratorio di San Bernardo e Santa Lucia si celebrava la memoria liturgica della Santa, le parrocchie sammargheritesi hanno voluto consegnare loro una targa. Vediamo. Per 85 anni custodi dei giovani, vicini agli anziani e alle parrocchie della città. Sono stati tutto questo i padri Giuseppini del Murialdo, che oggi devono lasciare Santa Margherita Ligure. La comunità religiosa si è ridotta di numero e il presidio sarà chiuso. All'oratorio di San Bernardo, i vespri per la festa di Santa Lucia sono stati l'occasione per salutarli e dire loro grazie. Una presenza viva e assolutamente significativa. Lo testimonia il legame che i padri Giuseppini del Murialdo hanno saputo costruire con la nostra comunità e con i suoi giovani del passato e i giovani di oggi anche. Una presenza che ha avuto un ruolo importante nel settore educativo, con l'Istituto L'Arco, una presenza che ha saputo essere di aiuto alle altre comunità parrocchiali con una presenza autentica, ed anche una presenza presso i istituti riuniti, dal punto di vista spirituale un riferimento importantissimo per i nostri anziani e per i loro familiari, per cui davvero possiamo essere grati, esprimere profonda gratitudine per il legame che la comunità dei padri Giuseppini del Murialdo ha saputo creare e rendere viva su Santa Margherita Ligure. A Santa Margherita Ligure il legame con i padri Giuseppini non sarà cancellato. Intanto c'è una piazza dedicata al fondatore, San Leonardo Murialdo, e la Cappelletta della Neve, restaurata, dove è custodita una reliquia del santo. E naturalmente rimarrà il tanto bene seminato dai padri in anni e anni di servizio. Non c'erano più le condizioni per continuare. È stata una decisione sofferta, presa dai superiori di Roma, per cui non essendoci più confratelli anziani disponibili a venire ospiti in questa casa, per i quali del resto era stata aperta ancora 24 anni fa, non essendoci più confratelli anziani abbiamo dovuto chiudere, perché io non posso restare qui da solo. Con lei chi c'era? C'era un altro confratello che ha aspettato ad andarsene via per non lasciare solo me, Don Vittorino Nadal. Quando lascerete la città? Presumibilmente a gennaio, non sappiamo ancora il periodo esatto di gennaio, potrebbe essere metà mese, potrebbe anche essere i primi giorni di gennaio, non sappiamo di preciso. In questi momenti, in queste ore, quali sentimenti si vivono? Ma io sono stato molto contento di essere vissuto qui 9 anni a Santa Margherita, devo dire la verità, per il clima che mi ha giovato, sono stato molto bene. Poi per aver potuto svolgere il ministero sacerdotale e pastorale in ben 5-6 parrocchie diverse in questi anni, dove sono stato richiesto spesso
non soltanto per messe, celebrazioni eucaristiche, ma anche per confessioni, celebrazioni di matrimoni e celebrazioni di funerali. Che tipo di legame si è formato con la comunità sammargheritese? Qui abbiamo legato soprattutto con 2 istituti femminili di suore, le suore somasche, appena sopra la stazione, che tengono un ospizio per anziani, e andavamo a celebrare lì tutti i giorni, compresa la domenica, la Santa Messa per loro. Così pure le suore missionarie di Gesù Cristo Eterno Sacerdote, un poco più sopra delle somasche, anche lì tutti i giorni la Santa Messa, compresa la domenica, per tanti anni. Poi c'è il legame con gli istituti, i P-istituti di Rainusso, dove io ogni sabato andavo a celebrare la messa prefestiva alle ore 16. Cosa succederà adesso con la chiesa? Rimarrà comunque aperta? Abbiamo fatto il possibile per salvaguardare una continuità, sia qui nella chiesa oratorio di San Bernardo, Santa Lucia, sia nell'istituto Rainusso. Per le suore sarà un po' più difficile, però vorremmo almeno che si assicurasse la messa feriale almeno 2 o 3 volte alla settimana e certamente quella festiva. I parroci si daranno da fare in questo senso. Attraverso il vostro fondatore, Padre Murialdo, che saluto vuole lasciare alla città? Beh, innanzitutto ai giovani, perché noi siamo venuti qui a Santa Margherita nel lontano 1932 per pensare ai giovani. Poi nel 1934 abbiamo ereditato la donazione dell'istituto Liceo L'Arco dalla Luigia L'Arco, benefattrice, e abbiamo aperto una scuola un po' più grande per scuola media e liceo classico. E devo dire che sono stati 61 anni di scuola molto rispettata, molto stimata in tutto il territorio, non soltanto di Santa Margherita, ma anche di Chiavari, di Rapallo, di Recco, di Camogli, tutto il territorio qui circostante. E quindi infine ai giovani di oggi che saluto vuol lasciare, che consegna a loro? Ma io lo direi con le parole del Murialdo, di salvaguardare i valori cristiani della vita, senza nulla togliere ai valori civili, certamente, ma prima direi i valori cristiani, quelli che il Vangelo propone. È stata una notizia che è arrivata, diciamo, conseguentemente a un periodo in cui si è vista una comunità di giuseppini che purtroppo si è andata a affievolirsi nel tempo, perché sono venuti sempre meno, diciamo, i confratelli, e quindi hanno dovuto quasi per forza, diciamo, poi lasciare la loro sede in Santa Margherita. È un peccato perché comunque nella comunità di Santa Margherita, come già in altre occasioni si è detto, anche quest'oggi, le figure dei padri giuseppini sono state veramente figure importanti. In particolare qui da noi nell'oratorio di San Bernardo hanno seguito per un 35-40 anni, forse anche qualcosa di più, diciamo, tutte le celebrazioni, tutti i vari momenti in cui ci siamo riuniti, e quindi siamo stati partecipi alle liturgie e anche altri eventi. Non ultimo legati anche ad esempio alla Cappelletta della Neve, che è una cappelletta legata attualmente alla piazza San Leonardo Murialdo. Nella cappelletta, dicevo appunto, che è situata alle spalle di questa piazza e fa parte quindi della piazza dedicata a San Leonardo Murialdo, con i giuseppini in occasione della dedicazione è stato posto anche, diciamo, dentro a questa piccola cappelletta restaurata dedicata alla Madonna della Neve c'è anche una reliquia che è di San Leonardo Murialdo, che rafforza, se vogliamo, dal punto di vista anche liturgico la presenza dei padri giuseppini qui a San. E con Don Enzo è stato veramente un rapporto, diciamo, col tempo molto stretto, molto solidale, un'amicizia veramente molto intensa, e quindi il fatto che vadano via è un dispiacere sicuramente elevato per tutti noi. Auguriamo ovviamente ogni buona cosa, perché hanno un'attività che sicuramente creeranno delle altre occasioni di convivialità, di collaborazione, eccetera. È peccato per noi che comunque ne rimaniamo senza, ma andremo avanti e comunque auguriamo veramente ogni buona cosa. Allora andranno a Torino, andate a trovarli? Ma sicuramente loro hanno
No, la distanza non è tanta, poi oggigiorno parlare di 200 km vuol dire niente probabilmente. Comunque nelle occasioni nostre avremo modo di invitare Don Enzo e anzi noi scherzosamente come comunità di San Bernardo l'abbiamo nominato abate di San Bernardo, cosa che era peraltro presente nelle epoche più remote, però di fatto lui verrà e quindi magari ci affiancherà in alcune liturgie e sarà sempre benvenuto e ben accetto da noi perché un amico come lui lo ricordiamo e lo vogliamo presente il più possibile. Proseguono gli incontri dedicati agli insegnanti e agli educatori della nostra diocesi, organizzati dall'Ufficio Scuola della Diocesi di Chiavari. Raffaele Mantegazza, che è un pedagogista ed insegna all'Università di Milano Bicocca, ha affrontato il tema di come parlare ai bambini delle tematiche difficili. Vita e morte a duello, era questo il tema che è stato proposto per la sua conferenza, è stato un appuntamento dedicato soprattutto a temi come il dolore e la morte. Come proporli ai bambini e fare sì che diventino un'occasione importante per la loro crescita. Sentiamo. Come docente di religione, oggi come parlare della sofferenza e anche di temi come la morte ai bambini? Io credo che la prima cosa sia essere sinceri, ai bambini bisogna dire la verità, non bisogna avere paura di parlare di questi temi, molto spesso siamo spiazzati di fronte a queste tematiche, però dobbiamo comunicare. Noi siamo forse la prima cultura che ha il tabù della morte, che ha il tabù del parlare della morte ai propri cuccioli, ai propri ragazzi, ai propri giovani. E la seconda cosa è cercare di raccogliere le loro esperienze, le loro paure, le loro ansie, quello che loro pensano della morte per elaborarle e lavorare insieme a loro, mostrando che la morte chiaramente ci fa paura, ma il discorso sulla morte non ci fa interrompere il dialogo con loro. Qual è secondo lei il metodo migliore per avvicinarli, per esempio, proprio a un tema come quello della morte? Che cosa dire loro? Ma si può partire da una narrazione che può essere una narrazione letteraria, poetica, oppure facendo raccontare loro esperienze, che possono anche essere la morte del gatto quando erano piccoli o esperienze di questo tipo, raccogliendo ciò che nella narrazione c'è di dolore ma anche di speranza, di proiezione verso il futuro, di apertura. Il metodo narrativo è sempre un buon metodo, raccontare storie è sempre stato un modo attraverso cui l'uomo si è difeso dalla morte e dalla paura della morte. Vita e morte a duello è il tema di questo incontro. Questo duello negli anni come è andato avanti? Beh, io direi che questa sera comincerò col dire che non c'è un duello tra vita e morte, c'è un'integrazione, noi dobbiamo imparare a pensare insieme la vita e la morte, a pensare come un unico, come un organo composto da due parti sicuramente, ma non separarli in maniera così netta e così radicale. Quindi più che di un duello tra vita e morte parlerò di vita e morte da una parte, semmai il nulla come il vero avversario di questa unità organica che nell'uomo e nei viventi sono la vita e la morte insieme. Provare a avere un pensiero che non divida ma che unisca questi due poli, anche se è molto difficile perché la morte, ripeto, ci blocca e ci terrorizza. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.